Un altro viaggio alla scoperta dei grandi territori viticoli italiani. Questa volta vi porto tra le colline di Vittorio Veneto, nel territorio della DOCG Conegliano Valdobbiadene, una delle zone più note per la coltivazione del vitigno Glera. Ed è qui che nasce Bellenda, una realtà fondata nel 1986 in proprietà della famiglia Cosmo. La loro filosofia produttiva si basa innanzitutto partendo dalla campagna, su un massimo rispetto e cura della vigna, proprio perché la materia prima, le uve, devono arrivare in cantina in perfette condizioni, in modo da rispecchiare non solo il carattere del terroir, ma anche coniugando a questo approccio tradizionale un tocco di innovazione. Ed è qui, dalla passione per questo grande territorio, che nasce anche la volontà di sperimentare, di spingersi oltre, proprio per capire a fondo le potenzialità di questo grande vitigno, il vitigno Glera. E allora è qui che assaggerò uno dei loro vini, perché oltre alla parte di spumantistica convenzionalmente utilizzata, il metodo Charmat, si affianca anche una linea di produzione in metodo classico, applicata al vitigno Glera. Assaggerò 6-1, eccolo qua. Il nome deriva dal fatto che la prima produzione di questo vino fu riservata alla famiglia, proprio per celebrare un evento avvenuto nel 1961. 100% uve Glera che crescono su un suolo tendenzialmente argilloso calcareo, e quindi la vinificazione del vino base è in acciaio, a cui segue una rifermentazione in bottiglia per circa un anno. Quindi sono veramente molto curiosa di sapere che cosa questo vitigno Glera ha da raccontarmi in più. Lo vediamo già dal colore come si presenta, un bel giallo paglierino che riflette la luce e un perlage molto fine, che risalgono anche con una certa lentezza, molto cadenzate le bollicine. Andiamole a sentire nel naso. Il naso è ampio, vivace, fresco, apre su queste note floreali, si possono percepire note di gelsomino, di sambuco addirittura, e ci sono anche delle note di frutta dove domina quella varietale della Glera, la mela verde in particolare, quindi tutte note di freschezza, ma andiamo in profondità e troviamo qualcos'altro. Troviamo sensazioni più di burro. Sensazioni di nocciola, di mallo di noce, ed ecco che troviamo anche delle erbette aromatiche. Beh, decisamente comincia ad aprirsi il vino, andiamolo a sentire nel gusto. L'attacco è deciso e arriva subito questa dominanza fresca, sapida, minerale, che invade la bocca, arriva nel centro bocca in maniera molto gentile, che va a dominare queste note di frutta, in particolare della mela, e tornano invece nel finale queste note più di nocciola, di mallo di noce anche, che si risente con queste erbette mediterranee, molto piacevoli, raffinato. Beh, decisamente è un vino che ha una bella ampiezza, ma molto gentile, molto raffinata, composta. Con cosa lo potremmo abbinare? Ma mi è venuto in mente su un'insalatina di gamberi a vapore con degli agrumi, perché no con del mango. Grazie, alla prossima!